Nell'ambito delle attività finalizzate alla tutela della legalità nel settore della pesca e alla salvaguardia delle risorse marine, il personale della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto di Licata hanno effettuato un mirato servizio di controllo che non ancora concluso lungo il litorale compreso tra Licata e Agrigento, che riguarda anche esercizi commerciali operanti nel settore ittico. Nel corso dell'attività ispettiva sono state riscontrate irregolarità concernenti la commercializzazione e la tracciabilità dei prodotti ittici, con conseguente sequestro al momento di circa 40 kg di seppie risultate prive della documentazione prevista dalla normativa. Gli accertamenti hanno consentito di constatare diverse violazioni amministrative a carico dei responsabili, con l'elevazione di sanzioni per alcune migliaia di euro. Nella mattinata di ieri, nell'ambito dei servizi disposti, è stata anche sottoposta a controllo un'auto che transitava sulla strada statale 115, a bordo del quale, a seguito di ispezione congiunta con il personale della Guardia Costiera di Licata e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palma di Montechiaro, è stata riscontrata la presenza di 37 kg di prodotti ittici, per la maggior parte seppie, non conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti sulla filiera della pesca. Tutto il prodotto ittico sequestrato a seguito dell'ispezione da parte del veterinario dell'ASP di Agrigento è risultato privo di tracciabilità attestante la provenienza e veniva sottoposto a sequestro amministrativo. L'operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo predisposto per contrastare la pesca illegale, il commercio di prodotti ittici non conformi, fenomeni che arrecano un grave pregiudizio all'ecosistema marino, contribuendo all'impoverimento dei fondali, determinando in alcuni casi la quale totale scomparsa di alcune specie marine. Tali condotte alterano inoltre il mercato e penalizzano gli operatori che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme. L'attività congiunta conferma il costante impegno delle istituzioni nella tutela del patrimonio ambientale e delle risorse del mare attraverso controlli mirati, volti a garantire il rispetto della normativa del settore e la sicurezza verso i consumatori. Analoghi servizi saranno ulteriormente intensificati nelle prossime settimane al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illecito nel comparto della pesca e della commercializzazione dei prodotti ittici.